Benvenuti e bentornati sul canale. È un po' di tempo che non ci vedevamo, lo so, ma siamo stati super impegnati con altri progetti e tante altre cose. Oggi però ricominciamo con le nostre esplorazioni e vi portiamo... Ciao amici siciliani aspettati e bentornati sul canale. È tanto che non ci vedevamo, lo so, ma abbiamo avuto un sacco di impegni, tanti nuovi progetti e tante nuove cose belle. Oggi, come avete visto sicuramente dal titolo, vi portiamo in un luogo meraviglioso, una delle cascate più belle di tutta la Sicilia. Stiamo percorrendo il sentiero che ci porterà alla cascata. Mi raccomando, restate connessi e noi ci vediamo tra pochissimo. Ecco, questo è un esempio di pagliaro in siciliano e pagliaio in italiano. Venivano costruiti dai contadini e dai pastori della Sicilia antica, appunto per avere un riparo durante le giornate lavorative. Qui tutto il villaggio è praticamente ormai in stato di abbandono, non ci vive più nessuno, però resta comunque un'attrazione turistica, anche perché racconta la storia dell'agricoltura della Sicilia più antica. Acqua di roccia, che vuol dire? Acqua di roccia vuol dire che c'è una piccola fonte, guardate qui, c'è una piccola fonte di acqua dove volendo si può anche riempire la bottiglia. Penso che acqua più pura di queste difficilmente se ne trovino, siamo a quasi 1000 metri di altezza e qui l'acqua viene direttamente dalle rocce. Vediamo in queste costruzioni, ovviamente come immaginavo è tutto demolito, classico dei posti belli che abbandonati. Bene, proseguiamo il nostro cammino verso la cascata. Continuiamo il nostro cammino verso la cascata, dovremmo esserci quasi, spero. Ma guardate che bello, stupendo. Siamo quasi arrivati a destinazione, vediamo qui cosa ci dicono le indicazioni. E allora, lacrime di Maria e Petagna, andiamo a vedere queste lacrime di Maria. E queste invece sono le cosiddette lacrime di Maria, che come vedete c'è una roccia che fa tramanare l'acqua tramite il muschio e la statuetta della Madonna. Ma qua ragazzi è meraviglioso. Che bello, siamo arrivati, ma dobbiamo andare dall'altro lato. Che la cascata è qui, ma da qui non si vede. La situa, la cascata è là, ma noi siamo qua e dobbiamo andare di là. Bello, mi sa che ci bagniamo un pochettino. Yuppie!
bella! E ce l'abbiamo fatta! La cascata del Catafurco in tutta la sua magnificenza, ragazzi. Che spettacolo! Amici, io non so quanto riuscirete a sentirmi, visto che sono praticamente sotto la cascata del Catafurco, una delle più belle cascate che esistono in Sicilia, non troppo alta come vedete, ma lo spettacolo è bellissimo, e si trova all'interno di un canyon, questo qua attorno a me, detto la Marmitta dei Giganti. Questa è una formazione rocciosa molto antica e calcarea della zona dei Nebrodi, che sviluppa appunto questo spettacolo di cascate come quelle che abbiamo visto più in giù poco fa, alle Lacrime di Maria, per intenderci. Uno spettacolo meraviglioso, ma adesso vi lascio un po' di riprese. Amici di Sicilia Inaspettata, intanto grazie mille per essere arrivati fino a questo punto del video, fino alla fine del video. Io spero che la gita alla cascata del Catafurco vi sia piaciuta e vi sia piaciuto quello che avete visto, perché è veramente un posto bellissimo e vi invito anzi ad andare a vederlo, anche perché è un percorso accessibilissimo a tutti. Vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, qua sotto c'è un pulsantino scritto iscriviti e fatelo perché è gratis e per me è un super cosa. Super amici diventiamo se lo fate. Noi ci vediamo al prossimo video, presto tante esplorazioni, presto tanti posti nuovi, ci vediamo presto, tante cose belle, ciao!